Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio! Una nuova avventura! Nei nostri viaggi raccontiamo storie Di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi! Ivo Gallo! Ivo Gallo! Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo, ma mi hai portato al mare. Esattamente, siamo in riva al mare. Ma che mare è? Non è il mare di Jesolo, No. non è il mare di Caorle, No. tantomeno il mare di Lignano No. e neanche il mare di Trieste. Che mare è? È il mare dell'Istria. Ah, che poi è l'Adriatico. Lo stesso mare. Lo stesso mare. Però siamo in Istria, E dove? ad Umago. Faremo un viaggio straordinario a cui teniamo molto per raccontare l'Istro Veneto. Partiremo da Umago, poi Montona, Grisignana, Buie e ritorneremo qui ad Umago per chiudere il nostro percorso. E questo lo facciamo insieme agli amici dell'associazione Toti dal Monte di Pieve di Seoligo, che saranno la nostra colonna sonora. Bellissimo. Partiamo! Non vedo l'ora. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa. Ivo Gallo! Ivo Gallo! Ivo Gallo! Siamo a 277 metri sul livello del mare. Ho raggiunto la splendida Montona che domina la valle del fiume Quieto. Sto camminando sul tracciato delle mura che un tempo erano merlate, come un tempo c'erano 5 torri di avvistamento, di cui ne rimane solo una che si è trasformata nella torre campanaria.
Le origini di Montona sono davvero antiche. Ci fu qui proprio la presenza di un castelliere celtico. Dopo la lunga guerra tra Romani e Istri e la caduta di Nesazio nel 177 a.C., Montona entra a far parte della X Regio Venezia et Istria. Con la fine dell'impero ci fu un grande assalto molto violento dei Goti, un periodo di dominazione di Bisanzio, poi arrivano i Longobardi e in finale nel 789 d.C. il regno franco di Pipino. Dal 1077 al 1278 Montona è stata anche dominata dal patriarcato di Aquileia. Nel 1278 arriva stabilmente la Serenissima Repubblica di Venezia, soprattutto per il controllo di questo immenso patrimonio boschivo. Pensate che tra tutte le foreste organizzate e tutelate da Venezia, questa era certamente la più grande, ovviamente per la fornitura dell'arsenale, delle ottime querce protette dall'esercito della Repubblica di San Marco. Lo stemma della città di Montona rappresenta le 5 torri medievali e la rosa, che era il simbolo della famiglia Loredan. Nel centro storico è presente il Duomo di Montona, pensate, di scuola palladiana, poi rivisto soprattutto all'interno durante il 1700. All'interno troviamo un prezioso altar maggiore con 2 statue di Francesco Bonozzo. Una raffigura Santo Stefano, a cui la chiesa è titolata, l'altra San Lorenzo. Nella piazza del Duomo è presente un'immensa cisterna del 1400. La cosa curiosa che ha colpito la mia attenzione è che a Montona sono presenti 13 leoni marciani, di cui uno, nella porta d'ingresso principale, ha il libro aperto con la scritta Pax Tibi, che guarda verso la città di Venezia. Questo ci lascia pensare che la comunità si donò spontaneamente alla dominante. Gli altri leoni invece guardavano l'altra parte della vallata, perché ricordiamo che questo grande fortilizio serviva a proteggere il confine tra la Serenissima e ovviamente l'impero austriaco. Ora raggiungo un nuovo amico, Mate, che è guida turistica, peraltro molto esperta, dell'intera Istria. Ci troviamo nella loggia cittadina di Montona, una delle logge cittadine di questi borghi medievali in Istria. La loggia, come tutti gli altri elementi architettonici di quel tempo, come le mura cittadine, le porte cittadine, la chiesa, la piazza, conservano una memoria. Conservano la memoria, soprattutto la memoria veneziana, che arrivò qui nel 1278, dietro ai contratti che quando Montona volle passare a Venezia. Però dalle ultime ricerche fatte, grazie anche a un racconto di Lara Pavanetto, siamo riusciti a recuperare una vecchia pergamena conservata nell'Archivio di Stato di Venezia, dove ci racconta la storia del primo podestà di Montona, che era qui già nel 1271, quindi Marco Micheli e sua moglie Diletta Donadel. Con una storia non tanto simpatica, ma comunque ci racconta come funzionava quella volta. Diletta, che poveretta non poteva dare un erede al suo amore, fece degli intrugli e cercò in qualsiasi modo conosciuto quella volta, per restare incinta. Ci riuscì, ma comunque l'hanno presa, si sono accorti che lei fece queste cose proibite per quella volta e nel 1271 fu condannata e uccisa per stregoneria qui a Montona davanti alla chiesa di San Cipriano. Dalla loggia cittadina ci siamo spostati sulle mura di Montona, queste mura che controllano tutto il circondario da secoli ormai. Controllano questo piccolo lembo di terra che è l'Istria, che racchiude in sé tantissime peculiarità e tante diversità anche. Quindi per fare una gita qui a Montona, anche se siete magari al mare, per spostarvi dal trambusto del mare e da tanta gente,
Facendo una gita qui, magari in bicicletta, una passeggiata, un'escursione, potete godere di tutta questa natura. Montona così racchiude non soltanto la parte culturale, quindi dei borghi medievali istriani, ma anche gastronomia. Qui troverete non solo la cultura, ma come dicevamo questa bellissima Istria che parte dall'Istria Bianca, che sono i monti sopra, poi la parte collinare è quella che scende verso il mare, quindi un grande cambiamento di natura in un pochissimo lembo di terra. Poi alla fine, come diciamo a tutti quanti, troverete anche nella cultura un'altra parte che è quella minoritaria italiana, cioè che parliamo un dialetto che si chiama l'istro-veneto, pertanto vi dico veni qua da noi in Istria, vi aspettiamo a braccia aperte. Sto assorbendo energia positiva percorrendo questa via ciclopedonale che unisce Trieste a Parenzo, la Parenzana. Pensate, dal 1902 al 1935 era una ferrovia che doveva unire l'Emporio di Trieste, allora asburgico, con la parte nord-occidentale dell'Istria. Pensate, 120 km. Il progetto originale poi doveva unire anche Pola a Canfanaro, infatti si chiamava TPC. Serviva per unire la parte interna dell'Istria che fino ad allora era sempre stata un po' distante dai traffici commerciali e militari. Poi è stata dismessa e dal sedime di questa ferrovia nei primi anni 2000 è nata questa via, la via della salute e dell'amicizia. Via della salute perché ti immergi proprio nella natura e vivi questa natura che ti dà salute. Via dell'amicizia perché molto probabilmente questi 120 chilometri uniscono più culture, infatti attraversano 3 stati, l'Italia, la Slovenia e la Croazia. Pensate, la ferrovia vive ancora perché la locomotiva è al Museo delle Scienze e delle Tecnologie di Milano. Invece con i binari è stato costruito il ponte girevole dell'isola di Lussino. Quindi salute, amicizia, ma anche il passato riutilizzato per dare ancora qualcosa all'umanità. Un modo eccezionale per visitare l'Istria, la Parenzana. Secret is I just smile and say follow me. I'm sitting on top of the world, on top of the world. Life's too short not to really live. I got a big heart, I can let you in. I'm sitting on top of the world, on top of the world. On top of the world. I'm sitting on top of the world, on top of the world. On top of the world.
troviamo adesso nella loggia di Grisignana del 1597 e sopra c'era ai tempi di Venezia il fondaco, cioè il magazzino dei cereali e della farina in caso di necessità nelle stagioni, ecco, di sciagura, tempeste, maltempo, siccità e così via. La popolazione è in prevalenza bilingue, ma al 95% sono convinto sono italofoni, quindi dichiarati italiani oppure bilingui italofoni e croatofoni, oppure ecco, che hanno imparato la lingua perché trovandosi in un territorio bilingue è sempre utile conoscere la lingua della comunicazione del territorio. Il territorio di Grisignana è ancora molto salvaguardato dal punto di vista ecologico e di questo ne siamo fieri. Molte sono le attività, soprattutto quelle turistiche, legate a questo fattore, per cui siete invitati a visitare Grisignana perché qui siamo molto accoglienti, anche perché possiamo, ecco, comunicare nella lingua italiana e anche perché siamo molto ligi a salvaguardare le nostre tradizioni e la nostra cultura italiana del territorio. Grisignana vi accoglierà a braccia aperta con un abbraccio strepitoso. L'emozione è davvero tanta perché questo cielo si è aperto d'azzurro innanzi a noi. Io ringrazio il sindaco Claudio, ringrazio Mate che ci hanno accompagnati a visitare questo borgo straordinario che è Grisignana, che ha ovviamente una storia molto antica. Dovete infatti immaginare che qui un tempo c'era un castelliere della popolazione degli Istri ed era una zona strategica, controllava l'attraversamento da mare a mare di queste vallate istriane. Grisignana deriva da Grisium, che significa colle roccioso. Infatti l'abitato è collocato su una rupe, che come vi dicevo, oltre che a dominare questo paesaggio meraviglioso, un tempo insisteva su quella che era la via Flavia, quindi una via romana dritta e molto importante che metteva in comunicazione il mare Adriatico con l'entroterra. Poi qui, come sappiamo, per secoli, con l'arrivo di Venezia, siamo nel 1356, c'è stato un momento d'oro dal punto di vista economico legato evidentemente alla presenza boschiva che ha permesso di fornire il materiale all'arsenale della città dominante. I segni di Venezia sono rimasti non solo nella lingua che qui si parla ancora, ma ovviamente nell'architettura di questo luogo, la bellissima chiesa dedicata a San Vito, a San Crescenza e a San Modesto, ma soprattutto nella Porta Maggiore dove troneggia lo stemma della famiglia Dolfin, che a un certo punto controllava tutte le produzioni legate al legname e soprattutto dominava questa parte così focale e importante dell'Istria. Quello che mi ha colpito molto è l'architettura di queste case. Il borgo durante il periodo più florido, con più popolazione, si è allargato. Si immaginano circa 300 famiglie durante l'epoca rinascimentale e le case sono molto particolari, affusolate. Questo perché non si poteva utilizzare il legno prodotto nei boschi, perché era ovviamente sotto la totale sorveglianza e protezione della Serenissima Repubblica di Venezia. E quindi con meno legno si cercava di usare delle travi più corte e l'architettura si sviluppava verso l'alto. Poi si notano delle porte più larghe, delle porte più strette. Le porte più larghe servivano per governare le bestie durante l'inverno, che scolavano
si liberavano praticamente dei propri residui all'esterno lungo le strade. Le porte più piccole di solito conducevano alla caneva, alla cantina, e molte volte il vino veniva venduto dalle finestre. Quindi un borgo che ha sempre vissuto di agricoltura, di allevamento. Oggi è una perla antica che è divenuta una sorta di fucina d'arte da molti anni, ma soprattutto è un luogo che a livello turistico permette la pacificazione dei propri sensi. Quindi da quel castrum grisiniana di epoca romana le cose sono profondamente cambiate. La gente è accogliente, l'italiano è molto presente, la gastronomia è trionfante, ma soprattutto ciò che mi colpisce davvero, rapendo il mio spirito, rapendo il mio cuore, è la bellezza di questo paesaggio. Per cui si potrebbe parlare di una sorta di racconto di pietra che è sposo di questa lussureggiante natura istriana. Bello ritrovare Mate innanzi a questo panorama meraviglioso, bellissimo, in questa aria frizzante, in questo borgo incantevole che, come mi dicevi tu, nel corso dei secoli si è ampliato, quindi le mura si sono spostate. Sì, le mura si sono spostate, si sono ampliate, non ci sono solo queste che vediamo oggi dove possiamo anche fare una passeggiata, ma ce ne sono altri, sono tutto terrazzamenti che tengono il terreno sopra, ma soprattutto servivano a fare gli orti, perché la valle giù in fondo serviva per le grandi coltivazioni, era come oggi noi andiamo nel centro commerciale una volta alla settimana, ma la bottega vicino a casa erano gli orti, quindi ci sono questi piccoli scorci lungo tutto il perimetro delle mura con delle piccole scalette in pietra che ti portano negli piccoli orticelli dove si coltivava quello che serviva in giornata per la famiglia, certo, praticamente. Io direi, se sei d'accordo, di fare un brindisi all'Istria, un brindisi a Grisignana e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Certo. Evviva! Non immaginate l'emozione che sto provando in questo momento. Dopo tanto tempo siamo riusciti ad arrivare qua, in Istria. Siamo in Croazia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, che a sua volta è a pochi chilometri dal confine con la città di Trieste. E questo è un luogo davvero magico perché Buje è il capoluogo di questa terra chiamata Bujese, che si trova immersa in questo paesaggio collinare che guarda il mare Adriatico, quindi è un luogo lussureggiante e soprattutto è carico di storia. Dovete immaginare infatti che su questi 200 circa metri di altitudine, già in epoca molto antica, insistevano dei castellieri, cioè delle fortezze di controllo, dapprima controllate dagli Istri, poi arrivano i Catali, che erano
una popolazione di origine celtica, finché giunge anche qua l'impero romano. Siamo nel cuore della X Regio, Venezia et Istria, e qui viene costruito un abitato sicuro e protetto che avrà una storia importante per il controllo dei traffici e soprattutto legati al legname che da Montona andavano poi verso Venezia. Le vallate circostanti sono comprese tra il fiume Dragogna e il fiume Quieto. Venezia arriva qui definitivamente nel 1420, strappando queste terre al patriarcato di Aquileia, e qua rimarrà sino al 1797, poi con l'editto di Campoformio, il passaggio austriaco. Durante il periodo italiano era chiamata Buie d'Istria, la sentinella di questa meravigliosa penisola. Sentinella protetta dalle mura che i veneziani vollero a protezione di questo abitato, e siamo proprio su questa torre detta di San Martino, che è testimonianza di questa fortificazione, appunto in qualche modo proteggeva questo luogo dagli assalti provenienti da est. Quando si arriva in piazza, poi entreremo anche a visitare il Duomo, si nota questo palazzo che fino a qualche anno fa era la sede della scuola elementare in lingua italiana. Poi c'è un palazzo di architettura tipicamente veneziana che ci ricorda questa fondamentale origine. Io sono veneziano e qui davvero mi sento a casa. Sono felice di essere qui con Libero. Io tanto ti ringrazio della cortesia. Grazie altrettanto. Siamo nella zona Drio Le Case di Buie, Buie. questo splendido paese, poco distante anche dal mare, però arroccato su questa meravigliosa collina, dove insomma tu hai per tanti anni fatto il fabbro, vero? Sì, no, a Buie, ma in villaggio, Ah, ok. villaggio fuori di 15 km da Buie. Però sei bravissimo a lavorare in legno. In legno, questo qua di Molone, di scuola. Sì, Scuola media, scuola. sì, Poi io avevo il patregno, sì. che papà è morto anni passati. Allora il patregno sempre diceva, non Libero, ma Marcello, fai, tu non sai quando ti avrà bisogno di questa roba qui. Ah, Moulon, fiori, abbiamo ballon di strassi, di Sì, sì, roba, no? fatto in casa. Allora, andiamo, dice, quando ti vieni da scuola, andiamo al bosco. Ok. Il bosco A raccogliere. raccoglie le bacchette per fare questa roba qui. Poi se finiva questo, andammo a tagliare il vinco. Il vinco, sì. Il vinco, questo Sì. su. Che noi chiamiamo anche vimini, no? Vabbè, il vinco. E lui è esperto di sta roba, Eccolo qua, il vinco. guardava, sì, volevano guardare la luna. Ok. La luna, perché i vecchi, In base alla luna. la luna, perché? Che spiego. Sì. Se è tagliato in buona luna, questo durata 50 anni, Ok. ha tagliato in luna che non è buona, Non vale niente. 5 anni. Ok. Questi oggetti a Buie si trovano, sono fatti da persone splendide come Libero, che ha tante cose da raccontare, ma tutta questa terra ci racconta molto. Noi siamo sostanzialmente, me ne sto accorgendo sempre di più, proprio cugini. Siamo veramente cugini perché fuori da qua parliamo più o meno lo stesso dialetto, quindi Sì, ci capiamo molto bene. Libero, io ti ringrazio della tua disponibilità. Adesso andiamo a bere Malvasia però, no, vero? Nemo? Io Nemo? non lo troviamo. Ok, grazie. Troviamo. Grazie a Libero e viva Libero. Questo-
Ho guadagnato l'interno del Duomo di Buie dedicato a San Servolo. Ci stavo pensando oggi mentre dall'Italia ci si spostava verso l'Istria. Ne avevo letto, avevo visto delle immagini molto belle. L'interno è un trionfo del barocco. In realtà la chiesa viene costruita nel 1200 per poi essere ristrutturata nel XVI secolo e ricostruita nel XVIII secolo. Tutto parte però da ciò che rimaneva di un antico tempio romano dedicato a Giove, anche perché dalla chiesa si ammira davvero parte dell'Istria, si vede il mare Adriatico, quindi evidentemente era un punto di osservazione importante per le prime comunità stabili di questo luogo. Come dicevo, l'interno è trionfante, quando si guarda l'organo si pensa a quella grande arte settecentesca. L'altar maggiore, che è il principale, che è amico di altri 7 contenuti all'interno di un'unica navata, è importante marmoreo, ma custodisce 2 statue di Giovanni Marchiori del 1737, una dedicata a San Sebastiano, l'altra dedicata a San Servolo. Alla destra dell'altare stesso c'è questa sorta di vetrina che contiene una ricostruzione in alto rilievo, sempre settecentesca, che sembra un'immagine moderna in 3D. Colpisce per la drammaticità delle immagini scolpite. Si vede ad esempio una donna che morde il braccio a un soldato nell'intento di ucciderla. La strage dei bambini, quindi degli innocenti voluta da Erode, esplode in tutta la sua drammaticità. E poi all'interno sono molteplici le piccole sculture gotiche veneziane del 1400. È curioso il fatto che quell'altorilievo provenga dall'Alto Adige, in questa terra, invece in Istria, che si sente ancora assolutamente italiana, ma ben più veneziana. Questa piazza è bellissima, è tipicamente veneziana. Salendo si nota la facciata del Duomo in cui sono incastonati molti elementi che ci riconducono all'architettura romanica. Quindi sostanzialmente quando si arriva qui non si percepisce perfettamente la data o il periodo in cui questo Duomo è stato costruito. Potrebbe essere romanico, gotico, poi si entra e trionferà il barocco. Alle mie spalle c'è questo importante campanile, alto 48 metri, in cui è incastonato il leone della Repubblica di San Marco con il libro aperto, quindi che accoglie la comunità. Ed è importante perché è sempre stato un punto di avvistamento, tanto che Buie si merita il nome di città sentinella dell'Istria. È molto particolare perché è antico. Quello che vediamo oggi è del 1480. Altri elementi di epoche diverse le ritroviamo per esempio guardando la facciata laterale di sinistra del Duomo, in cui sono incastonate delle pietre che altro non sono dei resti lapidei, evidentemente funebri, dove si vede una coppia, si vedono strumenti di lavoro e una scritta in latino. Quindi questo ci riconduce all'antichità, al classicismo di questo colle che per migliaia di anni ha guardato il mare Adriatico e il Golfo di Trieste. La stessa Buie che è quasi fotografata, però invece dipinta all'interno della chiesa su un bellissimo telo del 1700 in cui si vede il panorama della città. Una dronata d'altri tempi. Ora passeggio per questo antico borgo pensando a quando era parte integrante della Serenissima, ma soprattutto era parte integrante di questa meravigliosa Istria, che per tantissimi secoli è stata italiana.
Mentre Lele passeggia per il centro storico, io ho raggiunto Piazza Libertà, ma soprattutto ho raggiunto questo fantastico Celtis Australi, il bagolaro. Bagolaro che ha molti nomi. Bagolaro perché fa le bagole, i suoi frutti. Sono delle drupe, tipo delle olive, che a maturazione diventano nere, sono anche commestibili. Attenzione, non raccogliete le bagole da per terra se avete delle caprette, perché sono veramente uguali alle deiezioni della capretta. È detto anche spaccasassi, perché il suo apparato radicale arriva in profondità e soprattutto si espande molto in larghezza, molto più della sua chioma, e riesce veramente a spaccare i sassi. Per questo da sempre usato per costipare terreni che potevano franare. Un altro nome è l'albero dei rosari, perché con i suoi frutti, i semi dei suoi frutti venivano fatti i rosari. Altra curiosità lega quest'albero al diavolo, perché una leggenda narra che il diavolo, scacciato dal paradiso, stringesse nella sua mano con i suoi artigli proprio un ramo di bagolaro. Infatti le sue foglie ricordano proprio degli artigli, per questo detto arcidiavolo. Storicamente è sempre stato piantato per dare refrigerio, per dare ombra alla popolazione, proprio per questa sua chioma immensa. Qui piantato per dare refrigerio ed ombra alla popolazione, che può così da qui osservare la bellezza dell'Istria di fronte al mare. Per questo motivo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Grazie Franco dell'accoglienza. Grazie a voi. Ho chiacchierato Benvenuti a Buie. chiacchierato poi con la mamma che ha tanti ricordi di un tempo, insomma sapete che è una terra che ne ha vissute di tutti i colori. Adesso però è una zona molto ricca dove si produce anche dalla terra un olio, come nel tuo caso Franco, di altissima qualità. Tu hai avuto un percorso difficile, lo diciamo, la gioventù non semplice, hai imparato il mestiere, sei diventato agronomo, ok? E a un certo punto negli anni 90 hai deciso di avviarti con la tua azienda agricola, ok? Questa è l'ho detta molto velocemente. E adesso tu essenzialmente produci olio d'oliva. Che olio è il vostro? Il mio olio, ma anche in generale l'olio istriano, è un olio, diciamo, di un fruttato alto, cioè significa che è molto piccante, molto amaro, che ha dentro dei sentori di mela, di carciofo, a differenza, diciamo, degli oli delle altre zone che sono molto più dolci, che sono adatti, diciamo, per il pesce. Questo nostro olio, diciamo, è un olio che si adatta meglio, diciamo, a cibi, diciamo, più piccanti, diciamo, e sostanziosi, diciamo, non so, come zuppe, come carne, come bruschette e così via. E quindi questo perché ovviamente al di là della vicinanza anche al mare, ma la terra istriana è particolare. Sì, la terra qui è argilosa, pesante, molto difficile per lavorare, però è molto minerale ed ha dei sentori specifici sia nel vino e anche nell'olio. Le produzioni non sono grandi, non sono piccole, però i sapori sono eccellentissimi. Me lo fai assaggiare, o saiar si dice, come si può dire in Veneto vostro? Cercar. Lo cerchiamo? Lo Cerchiamo. assaggiamo? Ma lo tieni in bocca? Oddio. Si fa questo movimento che si chiama strippaggio e sente il sentore. Piccante. È piccante, si sente la piccantaggine in fondo alla gola, ecco, fa tosse. Si sente il verde, si sente l'amaro. Eh sì, l'amaro lo Ecco. sento adesso.
Un'altra cosa, gli oli che sono extravergini, che sono di alta qualità, non rimangono in bocca, non hanno la percezione dell'untuosità, non si percepisce l'untuosità. Un olio quando che ha variato, che non è extravergine, dà la sensazione come quando che si ha il burro in bocca, il grasso. Invece questo no. Zero, ecco. No, confermo, non è che sta dicendo cose... Cioè, lo confermo perché... Ecco, io sono rimasto qui in questa terra perché, soprattutto perché amo la terra, amo questo qua. Questa terra che una volta era italiana, io da italiano sono rimasto qui, anche in barba di certi che volevano forse che me ne andasse, e continuo il mio lavoro, ho un figlio che continuerà sicuramente a portare avanti l'azienda o come economista o come agronomo finché Dio vorrà che rimango io. E tu continui a lavorare, Riccardo. Sì, perché è così. E per portare avanti anche il discorso, quello che ho detto, il discorso dell'italianità e del sentire italiano in queste terre. Fantastico, io Franco ti ringrazio la tua famiglia per l'ospitalità, perché lui ci crede tanto nella sua terra, nelle sue origini, e le porta avanti con dedizione, con amore, con grande passione, e tutto questo lo si sente all'interno di questo piccolo bicchiere dove è contenuto un ettare di altissima qualità. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Sì. Grazie. Grazie.
Benvenuti ad Umago, una piccola cittadina dell'Istria nord-occidentale, la prima che trovate quando da Trieste vi avviate verso la Croazia, attraversate la Slovenia e dopo il confine sloveno-croato entrate nel territorio, passate Salvore e arrivate ad Umago. Umago è una cittadina che nel tempo si è guadagnata il titolo di fedele a Venezia. Ma spiego un attimo. Prima di tutto, nel 1269 Umago ottiene la protezione di Venezia, dunque Umago si dedica a Venezia e guadagna in protezione, come ho già detto, riguardo alla vita e lo sviluppo dell'epoca, tranquillo rispetto ai problemi che gli umaghesi avevano causa le mire espansionistiche del patriarcato di Aquileia. Ovviamente
titolo di fedele a Venezia arriva molto prima del 1269, dicono addirittura nel 826, quando in una notte burrascosa di gennaio la nave che da Alessandria d'Egitto trasportava i resti di San Marco ha dovuto praticamente trovare rifugio nel porto di Umago, e più tardi le spoglie sono state trasferite nella chiesa parrocchiale di Umago per aspettare affinché si potesse proseguire indisturbati e senza pericolo verso Venezia. I veneziani e il Doge di Venezia, per ringraziare gli umaghesi per questa ospitalità, ha concesso a Umago di usare il leone marciano nel proprio stemma. Dunque siamo tra l'altro anche l'unica cittadina al di fuori del territorio di Venezia ad avere il leone marciano nel proprio stemma, e ne andiamo molto fieri ed orgogliosi. Come viviamo? Viviamo la nostra vita cercando di tramandare la lingua, le tradizioni, le abitudini ai nostri ragazzi. In famiglia si parla l'istro-veneto, in famiglia si mantengono ancora le abitudini, le festività, le cose della tradizione, della storia, però abbiamo anche il supporto dunque delle varie comunità degli italiani del territorio, che sono le nostre associazioni, alle quali diciamo l'attività, l'obiettivo primario è proprio quello di organizzare eventi culturali, di organizzare tutte le varie attività che promuovono il nostro ricco patrimonio storico, sia immateriale ma anche materiale, perché Venezia ha dato anche l'impronta all'architettura e a edifici storici. Per conoscere più da vicino tutti questi gioielli che sono l'eredità della Serenissima del nostro territorio, sul nostro territorio, noi vi invitiamo a fare un giro, fare delle passeggiate, delle escursioni. Non siete lontanissimi dal Veneto, in Istria e ad Umago, e scoprire tutto quello che sono ancora oggi i legami dell'Istria con Venezia. E sicuramente troverei anche tanti amici umaghesi disposti a raccontarvi la storia della famiglia e anche del territorio. Non posso nascondervi le mie profonde emozioni gioiose per essere in questo momento qui ad Umago. Aver vissuto questo viaggio, seppur breve ma profondamente intenso, la storia dell'Istro Veneto, la bellezza di questi luoghi che conservano in sé un ambiente lussureggiante, carico di storia, ma soprattutto le persone che ho incontrato, che hanno questo grande amore per la propria terra, ma anche per noi italiani e soprattutto veneti. E la storia è molto antica di Umago. Pensate che nel III e II secolo a.C. era una comunità stabile di origine celtica. Poi ci fu il periodo romano, che ovviamente a un certo punto finisce, la Venezia et Istria scompare, e ci fu un grande periodo incontrollato di invasioni, Teodorico, Odoacre, carestie, difficoltà socio-economiche del tempo molto forti. Poi arriva il patriarcato di Aquileia
Però già si era creato un rapporto vivissimo, direi quasi, perdonatemi l'aggettivo, di affetto tra quest'area dell'Istria, Umago soprattutto, e la città di Venezia. Quindi l'unione, la devozione tra le due parti inizia già nell'800 d.C. In realtà la pace di Treviso con il patriarcato di Aquileia, che nel frattempo dominava quest'area, arriva nel 1307. Venezia è ufficialmente dominante in questa parte della penisola istriana e lo si vede ancora oggi dall'architettura, dal leone che si staglia sul campanile della chiesa principale, che peraltro è anche lo stemma della città. L'idea di ripopolare questa zona viene ai veneziani nel 1540 e quindi c'è una sorta di colonizzazione di popolazioni provenienti dal Montenegro, dall'Albania, dalla Grecia, ma anche dalla stessa Italia, cioè Italia intesa come stato da terra, quindi Vicenza, Bassano, Padova, soprattutto perché c'era molto lavoro, non solo per i traffici commerciali, ma per, voglio dire, la lavorazione del legno che proveniva dal grande bosco di Montona. Finisce l'epopea veneziana, si ripiomba in un momento molto complicato, addirittura tutta quest'area è sostanzialmente disabitata. Oggi viviamo Umago come una piccola perla dell'Adriatico, a pochi passi dall'Italia, a pochi passi dalla Slovenia, in cui il turismo è trionfante. Io ed Ivo siamo immensamente grati agli abitanti di Umago e agli istriani in genere per l'accoglienza, per la gioia che hanno regalato a noi e spero anche a tutti voi. Finalmente ho raggiunto e sono entrato in una conoba, che letteralmente è taverna, luogo dove si dà da mangiare rustico. E che conoba! Conoba nono con Eddie. Allora, la prima cosa che mi ha colpito è che ogni zona è tematizzata. Poi un'altra cosa importante, qui si respira l'Italia e lo possiamo vedere alle spalle di Eddie, che è un super collezionista di vespe. Infatti ha una collezione museo che potete visitare. Ma caro Eddie, perché Conoba Nono, questo nome? Nono e sarebbe mio nonno, defunto nonno, che vivevo con lui tanto con simpatia, tanti bei ricordi, e un sogno era di aprire una taverna così rustica, tipica, istriana, e nonno, guarda, se riesco a aprire un giorno, dedico il tuo nome. Nonno Umberto si chiamava. E lui ha detto, sì, sarei fiero, sarò fiero. Dopo pensando, ho detto, ma tu hai anche l'altro nonno, no? Forse non sarebbe giusto a confronti dell'altro nonno, e così che è rimasto solo nonno. E dopo noi, con tante parole italiane, ma usiamo senza le doppie, è rimasto nonno. Infatti nono significa proprio nonno, no. Però loro usano appunto le parole venete, italiane, senza le doppie. Sì. Altra veneticità anche nei piatti che preparate qui. Certo, tipo certo. Questo ben di Dio, cos'è? Raccontami. Ecco, un piatto tipico della nostra Venezia, che ci ha portato qui in Istria, che è rimasto, e noi continuiamo a tenere queste ricette e continuare a offrire ai nostri ospiti che arrivano da tutta l'Europa, anche dal mondo. I molluschi. I molluschi è una roba veramente tipica nostra, che si trova qua da noi, con i ragazzi che vanno sotto mare, che raccogliono ancora questo, raccolgono. Abbiamo
una buzzera, il mollusco e la buzzera con canestrelle, i pedocci, le vongole, cappellunghe, c'è dondoli, tartufo di mare anche. E così abbiamo fatto un bel piatto che va tanto va da noi, è squisito. E dopo abbiamo fatto anche i scampi. I scampi arrivano un po' più dal nord, arrivano dalla Quarnero, subito est dell'Istria, prendono con le nasse, abbiamo dei ragazzi che vanno con le nasse e dopo me li portano veramente vivi. E qui abbiamo fatto anche in rosso con un po' di pomodoro, un po' di peperoncino, alla buzzera sempre. Un piatto che è anche squisito, che va fortissimo, va Quindi tanto. un po' di Veneto qui a Umago, che fra poco assaggeremo, ma prima io farei un brindisi. Certo. Che lo farei in Istro Veneto. Istro Veneto. Quindi vai Edi. Saluti dalla nostra Istria, siamo qua, venite a trovarci perché vi aspettiamo. Grazie, cin cin. Cin cin. Io dopo aver assaggiato queste prelibatezze raggiungerò Lele e andremo a farci una navigata in mare. Cin. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts. L'ultimo capitolo, quello attuale, della vicenda millenaria degli italiani in terra d'Istria, comincia purtroppo il 6 aprile 1941, quando le forze dell'Asse invadono l'allora Regno di Jugoslavia. Da allora si sviluppò una lotta partigiana sempre più feroce, che dal 1943, dall'8 settembre, vide anche la partecipazione dei reparti italiani. Nel 1945, con la conclusione del conflitto europeo, le forze jugoslave invasero anche questi territori qua, che prima erano parte integrante della nazione italiana. Iniziò allora la tragica vicenda dell'esodo giuliano-dalmata, quando più di 300.000 italiani dovettero lasciare le terre e le città dei loro avi. Dal punto di vista internazionale, con la pace di Parigi del 1947, il territorio dell'Istria nord-occidentale venne assegnato al cosiddetto territorio libero di Trieste, suddiviso tra una zona A, cioè Trieste e dintorni, assegnato al governo anglo-americano, e una zona B, quella dove ci troviamo adesso, assegnato invece all'amministrazione jugoslava. Era una situazione instabile e nel 1953 a Trieste ci furono dei moti pro-italiani che vennero soffocati nel sangue dalla polizia inglese, che uccise 6 persone sparando sulla folla. Era una situazione che non poteva durare. Dove ci troviamo adesso, la zona B, diventò ufficialmente territorio della Jugoslavia, mentre Trieste divenne ufficialmente italiana. Da allora le vicende degli italiani che rimasero in Istria e Dalmazia sono legate a quelle della Jugoslavia e poi della Slovenia e della Croazia. C'è un po' di rammarico in queste comunità verso noi italiani di oltreconfine, che ci siamo un po' dimenticati di loro. Ma quelle che abbiamo trovato qui sono comunità ricche di talento, prospere, vitali e soprattutto innamoratissime dell'Istria. Che bello! Bellissimo! Il vogallo! Stiamo dondolando! Sì. Io sono mezzo lavato. Stiamo per concludere felicemente questa nostra avventura alla scoperta in gran parte dell'Istro Veneto. Insomma, abbiamo conosciuto delle persone straordinarie. Intanto io ringrazio il capitano. No, ma prima del capitano il mezzo. Il mezzo. Salutiamo Federico Beroe, della Beroe. Ho sbagliato. Beroe, sbaglio sempre. Brava la Roberta. Poi che ha prestato il mezzo dal capitano René, e qui abbiamo Roberta
Che ha una connessione con René. che ha un stretto legame con René, familiare. Che è la mamma. È la di René. mamma di René. Allora Roberta, io intanto ti ringrazio per insomma, l'aiuto che ci hai dato in questi giorni per scoprire questi luoghi davvero magici, incantevoli, che oggi vivono di turismo, in questa natura lussureggiante, con questo mare Adriatico davvero splendido. Però qui insomma c'è anche una storia particolare lungo questa costa di Umago. Alle nostre spalle c'è ciò che resta di un'antica città. Sì, ci troviamo, ecco, alle nostre spalle potete vedere una delle antiche città tra le nostre cittadine archeologiche più conosciute. Si chiama Sipar, è una cittadina, anzi ci sono i resti di una cittadina dell'876, ecco, è un'antica città che risale all'età del ferro e che è stata distrutta nell'876 in una battaglia, come ce n'erano quella volta, tra il principe Domagoj e la Repubblica di Venezia. E oramai la nostra cittadina, il nostro museo, ha trovato tanti resti e l'hanno messa come cittadina turistica, perché è molto importante per il turismo, certo. È anche interessante. E pochi sono i resti, però ecco, è un simbolo della nostra cittadina. Una testimonianza. Sì, una testimonianza dei nostri resti. Dell'antica Umago. Adesso Capitan René ci porta di nuovo ad Umago. Il nostro viaggio continua ancora per poco, perché stiamo arrivando alla conclusione, e poi chiederemo a Roberta qualcosa di molto interessante che riguarda la storia più recente, non solo di Umago, ma dell'intera Istria. René, sei pronto a partire? All'arrembaggio! Andiamo! Siamo gli italiani che vivono da anni in questo territorio e che abbiamo organizzato un'associazione che raggruppa tante istituzioni, partendo dalle comunità, che sono 51, 44 in Croazia, 7 in Slovenia, ed moltissime altre istituzioni che fanno parte della nostra minoranza. Siamo una comunità unita e lavoriamo sulla salvaguardia delle nostre tradizioni, della nostra lingua, della nostra cultura, del nostro patrimonio artistico-culturale e soprattutto si cerca anche di valorizzare il nostro dialetto istroveneto. Siamo fieri di essere qui italiani e abbiamo lavorato molto negli anni, si è cercato di fare tanto per la nostra gente e si farà sicuramente anche in un futuro. Siamo fieri di essere italiani e fieri di vivere in questa parte, in questo territorio, in questa parte dell'Istria e non solamente. E siamo molto felici di poter avere una bella collaborazione con tutta la gente del territorio croato, di tutte sia minoranze che dei cittadini croati. È bello vivere in queste zone perché la nostra Istria è veramente un bellissimo territorio e adesso vi mando nel nostro dialetto istroveneto un bel saluto e vedi tutti a Umago in Istria perché è il posto più bello del mondo, con tanta bella gente, con tanto bel sol e con tanto bel mare. E veni tutti, vi aspettiamo. Ivo Gallo? Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Uffa, uffa, uffa! Ahimè! Finisce questa bellissima avventura che per la prima volta ci ha portato oltre confine. All'estero! Anche se qui il confine non lo si sente. Bravissimo. Abbiamo fatto un viaggio nell'Istro-Veneto, siamo partiti da Umago, passati per Montona, Grisignana, Buie e tornati a Umago! Io ringrazio l'Unione Italiana per la grande pazienza, per l'aiuto che ci hanno dato, ringrazio l'associazione Toti Dal Monte per l'appoggio, ringrazio tutti i ragazzi della troupe e purtroppo anche questo viaggio si chiude. Se sei d'accordo, sono d'accordo, leggerei alcune righe di Fulvio Tomizza tratte da un romanzo che si chiama Materada, che poi era il suo paese, del 1962 e diceva: Umago è per me il più bel posto del mondo,
Un mare così che entra fin dentro le case, io non l'ho visto da nessuna parte. Al municipio la fila di gente scendeva giù per le scale e arrivava fin fuori la porta, e tutti per presentarsi agli sportelli dell'ufficio immigrazione. Pareva facile da principio, eppure man mano che facevo un passo avanti e mi avvicinavo agli sportelli mi incominciavano a tremare le gambe e la gola si era fatta secca. Avrei dato non so che cosa per un bicchiere di birra. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questa nostra avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. tutti in Istria a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri gusti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.